Buongiorno, benvenuti alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria da questa mattina per raccontarvi cosa succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. Abbiamo sentito il presidente della regione Luca Zaia, che oggi compie gli anni, insomma, al quale vanno i nostri auguri e tutti quelli dei nostri telespettatori, perché ne stanno arrivando tantissimi nelle nostre mail, nei nostri telefoni. E abbiamo sentito cosa ha detto anche l'assessore Lanzarin. Fra le cose più importanti che sono state dette oggi, ve le leggo testualmente dall'agenzia ANSA, forse le scuole non riapriranno più, la vedo dura mettere a repentaglio la salute di ragazzi e creare un popolo di contagiatori, l'ha detto oggi Zaia durante la conferenza stampa. Dalle nostre statistiche, dice Zaia, abbiamo anche ragazzi e adolescenti ricoverati, ce n'è per tutti, quindi abbiamo sentito, avremo notizie più precise nei prossimi giorni per capire se e quando riapriranno le scuole. Con queste condizioni però potrebbero non riaprire più, potremo darvi informazioni più specifiche sicuramente nel corso o di questa diretta o di quelle dei prossimi giorni. Adesso però andiamo a vedere, chiedo alla regia se può farci vedere il video che ha preparato la nostra redazione di Vicenza, il servizio, per spiegare la situazione dell'ospedale di Noventa Vicentina. Se il servizio non è ancora pronto, vi facciamo vedere al volo il l'IBAN della regione per vedere qual è per donare. Nel frattempo noi stiamo organizzando un po' tutte le nostre telefonate. Eccolo qui, perché nel pomeriggio avremo altri ospiti. Allora, questo è l'IBAN della Regione Veneto, lo vedete, è tutto scritto, ve lo lasciamo fuori qualche secondo. Nel frattempo chiedo alla regia poi di fare un refresh del nostro sistema, non appena io tornerò a spiegare un po' la situazione, per poter vedere il servizio da Noventa Vicentina. Ecco, questo è c'era scritto causale, c'era tutto quello che vi serve da sapere per poter donare al conto corrente aperto dalla Regione per l'emergenza coronavirus. Questo è il nostro programma di oggi, noi saremo in onda, poi alle 16 ci sarà la ginnastica dolce, il tai chi e scusatemi, la zumba, non mi veniva il nome di questa disciplina molto, molto simpatica, e poi alle 5 avremo la messa dal Santo a Padova e alle 6 avremo la benedizione Urbi et Orbi in diretta da Piazza San Pietro a Roma, con il Papa Francesco che impartirà anche la benedizione solenne. Quindi state con noi, adesso vediamo il servizio da Noventa Vicentina e ci organizziamo un po' con le videochiamate. Sono qui all'ospedale di Noventa Pietro Milani perché ormai è ufficiale, ci sono circa una ventina di casi di Covid-19 che sono stati trasferiti dall'ospedale di Vicenza nell'ospedale nostro di comunità qui dell'area Berica. Invito chi ha potere a fare tutti i controlli e a mettere in campo tutte le risorse per fare in modo che i nostri operatori che entrino in contatto con queste persone siano tutelati nel miglior modo possibile. Questo ribadisce che l'ospedale di Noventa è un ospedale importante e funzionale per Vicenza e quindi quando sarà passata questa emergenza voglio continuare a battere i pugni sul tavolo perché l'ospedale Pietro Milani di Noventa resti un ospedale di comunità, un ospedale importante al servizio di tutta l'area berica, della Bassa Veronese e della Bassa Padovana. È importante che l'ospedale di Noventa Vicentina sia tutelato anche in futuro. Questo era l'appello del sindaco di Albettone. Sono qui all'ospedale. Gio Formaggio, che sentiamo rientrare, forse c'è stato qualche piccolo problema tecnico durante la ripresa per il nostro
servizio. Allora, adesso noi ricapitoliamo tutto. Nel frattempo stiamo cercando di contattare via Skype, perché questi sono i sistemi che possiamo utilizzare in questi giorni con l'emergenza coronavirus, il sindaco di Pove del Grappa, Francesco Dal Monte, per sentire da un sindaco di un piccolo comune com'è la situazione, che tipo di emergenza stanno affrontando gli amministratori pubblici in questi giorni. Abbiamo sentito anche altri sindaci nei giorni scorsi e diciamo quello che ci dicono vale un po' per tutti, ovvero che i sindaci fanno da collo di bottiglia, diciamo, fra la popolazione e le istituzioni, quindi tutti quelli che devono cercare di mettersi in contatto con il comune, la regione, la provincia, tutti quelli che vogliono informazioni su quello che sta succedendo, per primo chiamano il sindaco. Ovviamente nei comuni piccoli questo succede sempre più spesso, perché tutti conoscono il sindaco per nome e cognome, hanno il suo telefono nella rubrica, e quindi non appena succede qualcosa chiamano il sindaco. Credo che abbiamo qualche piccolo problema di connessione, perché la chiamata è partita ma non vediamo la risposta di Francesco Dal Monte. Insomma, succede, sono giorni in cui eccolo invece, eccolo, lo vediamo, lui ci vede e ci sente, quindi bando agli indugi. Approfittiamo di questa parentesi nella banda che ci permette di parlare con il sindaco. Francesco Dal Monte, sindaco di Pove, lo lasciamo che si sistemi perché lo vediamo. Eccomi qua. Ci siamo. Allora, abbiamo il collegamento. A tutti. Buongiorno a tutti in redazione. Buongiorno sindaco. Allora, intanto grazie per aver accettato di stare un po' con noi, e quello che le chiediamo, sindaco, è questo: che lavoro fa un sindaco di un piccolo comune del Veneto in questi giorni? Perché sappiamo che il telefono è bollente un po' per tutti. Per voi sindaci di comuni un po' più piccoli immagino che sia ancora più pressante la richiesta di informazioni da parte dei cittadini. Sì, intanto buongiorno a tutti, se mi avete già sentito ringrazio tutti gli ascoltatori. Sì, confermo che il telefono inizia alle 7 della mattina e finisce, diciamo, alle 23 di sera, salvo poi di notte trovarsi al mattino con tutti i messaggi, tra virgolette, da smaltire. Che lavoro facciamo è una bella domanda, perché diciamo che il momento è difficoltoso da questo punto di vista, perché dobbiamo dare risposte in tutte le materie. Stiamo parlando dalla materia tra virgolette sanitaria alla materia civica, qualsiasi campo ormai diciamo, le domande arrivano da qualsiasi tipo di campo, e noi chiaramente l'obiettivo è quello di sbagliare il meno possibile. Non abbiamo assolutamente la possibilità di sbagliare di una virgola, perché chiaramente ogni consiglio che diamo potrebbe essere un problema o sanitario o comunque civico, perché è chiaro che con i continui decreti che stanno facendo noi, a parte chiaramente dovrà essere sempre aggiornati, dobbiamo dare risposte certe a tutti i cittadini. Ecco, ma sindaco, cos'è la cosa che le chiedono di più i suoi cittadini in questi giorni? Qual è la domanda che le fanno più spesso, o l'esigenza che sente lei di più da parte della popolazione? Beh, dipende dal periodo, dal momento. Se esce il decreto, chiaramente posso spostarmi, posso andare a fare la spesa, posso andarmi a trovare i parenti, mamma, papà, piuttosto che figli. Quindi nel momento in cui esce il decreto la domanda è questa fondamentalmente. E poi è chiaro però che entrano altri aspetti, cioè nel lungo periodo c'è la ditta che ci chiede come possiamo fare per lavorare, comunque aprire un canale di lavoro, di vendita, piuttosto non so, adesso i ristoratori sono chiusi, i bar sono chiusi, comunque nel periodo della chiusura dei bar come possiamo fare, cosa possiamo fare, chi possiamo far entrare, chi no, cioè le domande sono veramente state 1 milione in questo periodo e cambiano di ora in ora fondamentalmente. Sindaco, voi avete fatto la distribuzione delle mascherine come gli altri comuni? Questa è una domanda che arriva, approfitto, ve la giriamo noi perché arriva tantissimo anche ai nostri sistemi di comunicazione, quindi via WhatsApp, SMS. Le persone ci chiedono le mascherine perché è un'esigenza davvero importante per loro in questo momento. Voi avete già fatto la distribuzione? Allora sì, siamo stati fortunati, abbiamo diciamo
supportato le mascherine che ci aveva portato la regione con delle mascherine che abbiamo fatto fare alle ditte locali. Adesso non so se posso fare pubblicità della mia ditta, penso di no. Comunque abbiamo una ditta locale proprio di Povo del Grappa che ci ha fornito 6.500 mascherine in più rispetto a quelle della regione. Quindi con questo quantitativo di materiale siamo riusciti a portare casa per casa 5 mascherine a nucleo familiare. A nucleo familiare, ma queste mascherine vi sono state donate dall'azienda, le avete comprate come amministrazione? Qual è stata la dinamica? Sappiamo che alcune attività si mettono d'accordo con i comuni in questi giorni proprio per da una parte donare, dall'altra insomma far lavorare anche le aziende che sono ferme, quindi le avete comprate o ve le hanno regalate? Si può dire? Certo, no, assolutamente. Sono stati veramente bravissimi, per quello chiedevo se si potevano fare la domanda, perché ce le hanno regalate tutte quante. Allora, Sindaco, diciamolo, dai, è un gesto di generosità, un comune, diciamo chi sono. Per noi, per Povo del Grappa, è la Tessil Brenta. Bene, insomma, un Quindi, bel gesto. Anche perché comunque nell'ultima settimana abbiamo dovuto chiaramente, visto che il quantitativo diciamo regionale non riusciva a supportare tutta la popolazione, cioè arrivano a blocchi e quindi nel breve periodo non riuscivamo a supportare numericamente tutta la popolazione, abbiamo dovuto tramite loro accelerargli la produzione, quindi immagino anche mettere abbastanza in difficoltà i vari canali, perché comunque è una ditta che è rimasta aperta perché i codici diciamo del governo lo permettevano, però chiaramente abbiamo dovuto fargli virare la produzione supportando il comune fondamentalmente. Ecco, Sindaco, io approfitto della sua presenza qui per farle fare un appello alla popolazione. Il fatto di avere 5 mascherine in casa non deve essere una scusa per uscire con ogni possibilità, andare fuori a fare la spesa non necessaria. Insomma, sono mascherine che servono per la protezione delle persone, non devono diventare una scusa per uscire di casa quando non si può, è vero? Questo è fondamentale, è da forse 20 giorni che lo continuiamo a dire. E devo anche dire che man mano la cittadinanza a livello di senso civico veramente l'ha capito. Chiaramente non siamo ancora nel 100% della popolazione perché diciamo che qualche testa dura c'è ancora, però devo dire che la popolazione, quella del territorio, veramente l'ha capito. Ha capito quello della mascherina, ha capito quello di lavarsi le mani, ha capito quello della spesa una volta a settimana, di fare la spesa grossa. Ha capito tutto, cioè ha capito che il cane si deve portare fuori solo per i bisogni, quelli necessari, quindi niente passeggiate nel territorio. Io penso che i numeri della sanità, dei malati, dei morti, insomma i numeri sono numeri che sono a livello mentale potenti, quindi penso che la gente veramente probabilmente l'ha capito e spero anche sia stufa di sentire che noi diciamo di stare a casa. Noi non ci stancheremo mai, noi neanche qui dalla televisione di dirgli di stare a casa perché repetita Juvent come recita il vecchio adagio. Però le chiedo anche un'altra cosa, Sindaco. Voi avete dato il via a servizi particolari per anziani, per persone non autosufficienti. Sappiamo che soprattutto i piccoli comuni si sono organizzati per portare la spesa a casa o i farmaci. Voi l'avete fatto? Sì, assolutamente. Una delle prime diciamo, esigenze che sono sorte sono state queste. Abbiamo chiaramente gli anziani che magari autosufficienti però anziani e con la mancanza dei figli perché magari fuori comune piuttosto che insomma non possibilitati a venire hanno delle esigenze, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di creare un servizio di volontari per appunto portare a casa la spesa, quindi abbiamo creato un numero apposta nuovo comunale, gli anziani chiamano e io gestisco un gruppetto di volontari che vanno a fare la spesa e gli portano a casa le medicine piuttosto che il cibo, certo. Piuttosto che esatto. È chiaro che anche qui stiamo parlando di discorsi delicati, sembra tutto semplice ma non lo è, perché stiamo parlando di soldi da maneggiare, quindi fare la spesa non vuol dire andare al supermercato del paese e portargliela, perché comunque i volontari devono essere pagati, quindi ci vogliono persone di fiducia che non hanno nessun tipo di malattia, quindi non a rischio, e quindi anche questo qua è un compito che fondamentalmente fanno tutti i sindaci in prima persona. Certo, quindi anche lei che lo diciamo, insomma, il rodaggio che ha avuto è stato quello di qualche mese perché è stato eletto l'anno scorso. Maggio.
è stato eletto a maggio ed è la sua prima esperienza da sindaco, quindi si è trovato in mano subito una macchina abbastanza complicata da gestire, però dalle voci che arrivano da Pove, dalle pedemontane in generale, ci pare di capire che il suo lavoro lo sta facendo egregiamente. Quindi le chiedo un appello, approfittiamo anche noi, un appello ancora una volta. Un sindaco cosa dice ai suoi cittadini in questo momento? Allora, a parte le solite raccomandazioni, quindi di stare a casa, di non muoversi, lavarsi le mani, di preservare tutte le fasce deboli chiaramente, e magari anche vedere il meno possibile le persone, adesso mi metto anche personalmente, vedo pochissimo i miei genitori per la paura chiaramente di trasmettergli qualsiasi tipo di virus, insomma, dobbiamo preservare assolutamente le fasce deboli. Chi è obbligato ad andare fuori per lavoro, per necessità, deve assolutamente trovare il modo di disinfettarsi il più possibile, di usare la mascherina e quindi di essere più tutelati e tutelare il più possibile. E il resto io spero vivamente che ne usciamo veloci. Sono convinto che i cittadini sono i primi che ci fanno uscire da questa situazione. Se tutti ci comportiamo in maniera giusta, come il Ministero della Sanità ci dice e la Regione ci dice, ne usciamo velocemente. Quindi quando mi dicono siete in trincea, probabilmente siamo tutti in trincea qui. Dai cittadini a noi sindaci, ai camionisti, a quelli che lavorano alle fabbriche, un po' tutti siamo in trincea. Probabilmente chi è fuori dalla trincea ora sono i medici, loro sono proprio, diciamo, già oltre la trincea. Davanti alla trincea stanno attaccando certo. all'arma bianca, alla baionetta questo virus, quindi insomma ci siamo quindi, tutti dentro e quello che possiamo fare è stare a casa, sì. Chi deve stare a casa, lavorare per informare noi giornalisti e fare da collo di bottiglia indispensabile i sindaci fra i cittadini e le istituzioni. Quindi, certamente. Sindaco, allora, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, ci sentiremo di sicuro nei prossimi giorni, magari commentando qualche notizia un po' più positiva. Le auguriamo un buon lavoro e se avrà bisogno di veicolare qualche informazione, parlare con i cittadini, noi siamo qui per tutti i sindaci, per tutte le amministrazioni. Grazie a Francesco Dal Monte, sindaco di Pove del Grappa. Io vi ringrazio e buona giornata a tutti quanti. Saluti. Grazie ancora, Grazie. Torniamo in studio, ringraziamo il sindaco, abbiamo chiamato Francesco Dal Monte a parte per la comodità effettiva che è uno dei sindaci della Pedemontana che conosciamo bene perché qui da Bassano a Pove la strada è veramente breve, ma soprattutto perché è un sindaco giovane e di un comune molto piccolo, di un comune piccolo che ha delle esigenze comuni a tantissimi quelli che sono i piccoli centri abitati del Veneto, quindi quello che sta vivendo, che ci ha raccontato il sindaco Dal Monte di sicuro vale per quasi tutti i piccoli comuni del Veneto, quindi c'è un esercito di sindaci che lavora, ci diceva prima, non ce l'ha detto naturalmente qui in onda, ma ce l'ha detto al telefono prima, lavora 18 ore al giorno per rispondere alle esigenze della popolazione che in questo momento è spaventata, in ansia, preoccupata, malata spesso, quindi che ha bisogno di molte cose, spesso sono anziani e quindi i sindaci sono un esercito davvero che sta difendendo come tante altre categorie questo Veneto dal coronavirus. A loro vanno i ringraziamenti e gli applausi, invece come dicevamo prima al governatore del Veneto Luca Zaia vanno gli auguri perché oggi era il suo compleanno, l'abbiamo sentito prima in conferenza stampa, poi andremo a risentirlo, noi invece adesso andiamo a vederci un servizio che arriva dalla nostra redazione trevigiana per capire cosa sta succedendo con le aziende che chiamano in prefettura per capire se il loro tipo di attività rientri o meno fra quelle previste dagli ultimi decreti. Posso o non posso tenere aperto? Le aziende trevigiane vogliono continuare a lavorare rispettando però le norme del DPCM in materia di sicurezza. Non vogliono fermarsi e a filtrare tutte le domande sono oggi gli uffici della prefettura che di fatto dipendono dal Ministero dell'Interno. In questi 2 giorni sono arrivate ormai direi più di 1000 comunicazioni di prosecuzione di attività, quindi
noi stiamo esaminando queste comunicazioni, abbiamo chiesto per moltissime integrazioni perché spesso si trattava di pure comunicazioni senza nessun riferimento da poter valutare quindi se effettivamente quell'attività che l'imprenditore intende proseguire è veramente, come dice la norma, funzionale rispetto a quella che è la diciamo così, linea produttiva. Tutte le domande sono al vaglio, ma soltanto per chi dovrà fermarsi arriverà la risposta scritta, per gli altri vale il silenzio assenso. Una presa d'atto per quanto riguarda gli imprenditori, e sono la maggior parte secondo me, che potranno continuare a lavorare, almeno da una prima visione che abbiamo degli atti. Poi ci sarà la risposta negativa, nel senso che ci sarà il provvedimento con cui si dispone la sospensione per coloro che invece appunto non hanno i requisiti. Quindi finché uno non riceve nessuna comunicazione dalla prefettura continua a lavorare. Ed è sempre della prefettura la competenza di sgomberare il campo sulla possibilità che prodotti non alimentari, come ad esempio la cancelleria, debbano o meno essere venduti nei supermercati. È aperto nei giorni in cui è aperto e si vende tutto, ovviamente per i mercati, la famosa lista diciamo, del decreto dell'11 marzo, quando si chiude questa volta, almeno qui in Veneto si chiude anche in base alla disposizione dell'ordinanza del Presidente della Regione e quindi non si vende nulla. Dal prefetto di Treviso Maria Rosa Laganà arriva anche l'appello a denunciare eventuali anomalie sul prezzo dei prodotti, in alcuni casi gonfiati da produttori o negozianti che sfruttano la carenza della merce in circolazione. Bene. Torniamo in diretta, adesso stiamo cercando di contattare l'assessore regionale Elena Donazzan per una videochiamata Skype. Vedete come l'informazione si trasforma in questi giorni e magari prima avevamo gli ospiti, ricordiamo quando l'assessore Donazzan era qui in questo studio fisicamente assieme a noi e ci ha fornito il primo decreto restrittivo che ricordiamo era quello che creava le zone rosse, che imponeva molte limitazioni. L'abbiamo visto in anteprima, commentato qui con lei in studio. Adesso tutto questo non si può più perché non si fa più per esigenze sanitarie. Non è giusto esporre le persone, l'assessore o noi che lavoriamo qui a rischi di alcun tipo e quindi facciamo collegamenti Skype. Adesso vediamo che l'assessore si è collegato. Lei ci sente, noi non lo sentiamo, purtroppo Skype ci dice connessione scadente perché sappiamo che c'è qualche piccolo problema. Ci proviamo, vediamo come va, è il bello della diretta. Assessore, ci sente? Io vi sento benissimo, grazie, vi vedo benissimo, non so voi. Sì, noi non la vediamo molto bene, la sentiamo un po' a scatti, cerchiamo di capire se questo collegamento si può fare perché in questi giorni internet, il web, la banda soprattutto sono presi letteralmente d'assalto da persone che hanno bisogno di parlare fra di loro e quindi la rete tende un po' a soffrire e sarà sempre più grave questa situazione. Quindi sappiamo anche che l'assessore ha qualche piccolo problema di wifi a casa, però approfittiamo di questo momento, ce la teniamo stretta. Assessore, allora, qual è la situazione? Abbiamo visto che ieri ha fatto il punto delle migliaia di posti di lavoro già persi, oggi la situazione è addirittura un po' più grave, sicuramente quei 25 miliardi più 25 annunciati dal governo non sono decisivi in questo periodo. No, non sono sufficienti perché comunque gli ammortizzatori sociali in generale, quelli in deroga che sono gestiti dalla Regione, hanno una previsione di spesa di circa 200 milioni al mese. A noi ne hanno assegnati circa 130, quindi è abbondantemente insufficiente. Adesso ragioneremo col ministro Catalfo di un ulteriore riparto. Però guardate che ci sono tante persone che sono scoperte del tutto e quindi anche questa notizia che aveva dato il governo che tutti avrebbero avuto un ammortizzatore sociale non è vero. Pensiamo ai rappresentanti, gli agenti di commercio, tutti coloro che sono iscritti a una gestione separata, dice il decreto, non possono avere alcun tipo di ammortizzatore e quindi questo prevede una larga fetta di veneti che non avranno aiuti. L'ultima cosa che vi dico, la prima tranche che il governo ha assegnato al Veneto di cassa integrazione, appunto quella che ci dice 99 milioni più 40, è quella che di fatto fa avere meno soldi al Veneto della Campania e in queste ore c'è stato un susseguirsi di dubbi, ma avranno conteggiato bene, non avranno conteggiato bene. Allora, primo, sì, hanno conteggiato benissimo,
perché il Veneto ha più lavoratori autonomi che non lavoratori subordinati. Il lavoratore subordinato è un lavoratore dipendente e quindi il Veneto viene penalizzato 2 volte. La prima perché il lavoratore autonomo ha un rischio su di sé, vive la sua vita senza avere dei paracaduti veri e propri come hanno giustamente anche altri tipi di lavoratori. E quindi i nostri lavoratori autonomi sono molti più di quelli di altre parti d'Italia e sono scoperti. Ecco perché questo decreto non è sufficiente e queste misure non sono sufficienti per noi. Certo, questo è quello che ci dicono tutti gli amministratori, naturalmente ognuno dal suo punto di vista. Le leggo invece una nota che ci è arrivata questa mattina proprio dall'ufficio stampa della Regione. La Regione ha messo a disposizione proprio unità di crisi aziendali per accompagnare gli imprenditori e le imprese del Veneto che hanno pensato di riconvertire parte della propria produzione nella confezione d'emergenza di mascherine chirurgiche certificate. Sì, noi abbiamo messo a disposizione la mia unità di crisi, che di solito appunto si occupa di crisi industriali, ma quindi ha grande confidenza con i ministeri per accompagnare e dare le giuste informazioni, perché è evidente che in questo momento c'è stato anche un tentativo di interpretare un decreto che lasciava un po' dei margini di dubbio. Per esempio le mascherine ad uso comune, quelle che abbiamo visto distribuite, seguono un tipo di procedura e non hanno bisogno di grandi certificazioni, ma quelle che sono da utilizzare poi quando le aziende riapriranno e ci sarà una grande richiesta di dispositivi di protezione individuale, devono avere delle certificazioni e devono essere le aziende, anche se prima facevano un'altra cosa e hanno deciso di riconvertire in tutto o in parte la propria produzione, devono essere accompagnate ad avere un'autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora io, visto che c'era questo accavallarsi di richieste di informazione, ho dato mandato all'unità di crisi di accompagnare le nostre imprese nella giusta interpretazione, nel comprendere se possono o non possono fare certi percorsi, e devo dire che oggi quasi un centinaio di aziende venete ha intrapreso questa strada. Devo fare anche un plauso alle associazioni di categoria, perché in primis la Confindustria del Veneto, quindi proprio la Confindustria regionale, da subito ha dato anche informazioni ai propri associati, a quelli che potevano essere nell'ambito delle confezioni, dell'abbigliamento, del tessile, ha dato le giuste informazioni per dire: guardate, avremo bisogno di mascherine, perché un conto è l'emergenza attuale, per esempio le mascherine chirurgiche per gli ospedali hanno bisogno di ulteriori certificazioni che fa solo l'Istituto Superiore di Sanità e solo certe aziende. Poi ci sono delle mascherine che dovranno essere usate nelle nostre aziende, perché l'accordo con il sindacato dice che dovranno avere i lavoratori, quando si tornerà a produrre, e io mi auguro il più presto possibile, dovranno avere dispositivi di protezione. Questi non ci sono e la beffa è che questi dispositivi li fanno solo dall'altra parte del mondo fino ad oggi, cioè principalmente in Cina. C'è un problema da questo aspetto, perché se da una parte mancano questi dispositivi e li chiedono le persone, li chiedono le aziende, li chiedono i lavoratori, dall'altra non c'è stata comunque una totale semplificazione, resta ancora uno scoglio abbastanza difficile da superare, quello per produrre delle mascherine certificate. La Guardia di Finanza sta facendo le verifiche, il prefetto è chiamato a vedere se queste aziende stanno realmente producendo e nel modo più corretto, sempre con la Guardia di Finanza, però devo dire che il governo avrebbe potuto semplificare un pochino meglio, perché se è vero che abbiamo bisogno di mascherine e non si trovano, delle due l'una: o mi stai dicendo che le devo comprare tutte dalla Cina e io non voglio comprarle dalla Cina, oppure mi permetti di produrle in modo più semplice. Ecco, questo ultimo dettaglio del governo, insomma, sembra quasi una conferma a quello che ci hanno detto molte associazioni di categoria, sindacati, persone che lavorano in questo periodo, e ci dicono: sì, stiamo guardando al Veneto, stiamo guardando al governo regionale piuttosto che a quello nazionale centrale di Roma, perché ci sembrano un po' distanti, ci sembra che non possano rispondere in modo immediato ed efficace alle esigenze di una regione come il Veneto che fin dall'inizio in questa emergenza coronavirus si è mossa in modo molto autonomo. Beh, c'è da dire che il governo della regione si è dimostrato, tutti noi assessori, il presidente su tutti evidentemente,
molto vicino alle domande e anche nel giusto ruolo istituzionale di dare le risposte più credibili. Diciamo che noi non ci siamo sottratti, io personalmente, a rispondere a qualsiasi domanda, sollecitazione, preoccupazione delle nostre imprese. È anche vero che tutte le risposte che un'istituzione deve dare devono essere molto puntuali e molto credibili. Noi ci siamo guadagnati la credibilità ancora una volta sul campo in questa emergenza che non è finita. All'inizio, perché quella della crisi economica, guardi che ce la porteremo avanti per molto tempo e avremo bisogno di risposte più forti che solo il governo regionale però non potrà dare. Bene, Assessore, noi la stiamo un po' perdendo, vediamo se si stabilizza l'immagine, credo che il web, sì, la banda stia un po' soffrendo questo collegamento, quindi le chiedo un ultimo appello come sempre, prima di salutarci, poi ci risentiremo nei prossimi giorni perché dobbiamo sempre fare il punto della situazione con quelle che sono le istituzioni. Un appello in questo momento alle imprese, a chi lavora, a chi vuole ricominciare a lavorare prima possibile. Dobbiamo andare con la testa al dopo e dobbiamo ripensarci. Io penso al piccolo commercio che dovrà ripensare a come attirare i propri clienti. Magari una volta bastava semplicemente il sorriso e la cortesia, oggi dovremo veramente arrivare ai nostri clienti e dire loro, usando anche gli strumenti tecnologici, venite qui, non comprate su Amazon, tornate a comprare da noi. Lo dico anche ai cittadini. Oggi c'è bisogno di pazienza, di rispetto. C'è stato un signore della Valbrenta, lo dico perché è molto bello, il signor Carlo Costa, è giusto che facciamo nome e cognome, che mi ha detto, ma siccome c'è l'ordinanza che dice 200 metri, ma perché ognuno non si occupa di mettere a posto il pezzettino davanti a casa? Io ho spazzato, ho messo in ordine, ho tolto le erbacce, quando riprenderemo sarà tutto più bello. Vedete, anche questa ottica molto veneta di dire la strada è anche casa mia, la cosa pubblica è anche cosa mia, nel senso che devo rispettarla di più e meglio. Beh, questo signore ha fatto una cosa molto bella. Ecco, mi pare un bellissimo aneddoto con cui chiudere questa intervista, perché è un po' quello che diciamo anche noi da giorni. I veneti non si fermano mai, non si sono mai fermati, è una regione che non ha mai spento il motore è al minimo e nel frattempo si fa dell'altro, ma si lavora per poter ripartire di slancio quando sarà il momento. L'esempio del signor Carlo che si è pulito la strada davanti a casa, insomma, è un bel modo di far capire il modo in cui questa regione sta affrontando l'emergenza. Ringraziamo l'assessore Elena Dolazzan per essere stata con noi. Grazie Assessore, grazie del suo tempo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Ritorniamo in studio, ringraziamo ancora, insomma è bello sentire anche piccole storie di vita quotidiana dagli assessori regionali che vivono in questi giorni una situazione molto, molto strana, molto particolare, perché anche loro si trovano a contatto con una realtà diversa che è quella dei piccoli centri in cui vivono, dei paesi in cui vivono, naturalmente subissati anche loro di telefonate, di richieste rispetto a quando magari lavorano a Venezia, a Palazzo Balbi o in giro per il Veneto per risolvere grane e sistemare problemi. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, che problemi non ne ha, perché abbiamo moltissime cose da dirvi, da farvi vedere, da raccontarvi. Vi ricordiamo ancora una volta che l'ora di mantenimento, quindi ginnastica, tai chi, zumba, sono spostate alle 16 e alle 17 c'è la messa in diretta dal Santo, perché alle 18 c'è la benedizione in diretta da Piazza San Pietro a Roma, c'è la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco con l'indulgenza plenaria, quindi un fatto veramente straordinario che abbiamo l'onore e il privilegio di trasmettere qui da Rete Veneta. Quindi state con noi. Se qualcuno che conoscete non ha la televisione o il canale non lo prende o i figli stanno guardando la TV e vogliono vedere dell'altro, sappiate che su Facebook c'è la diretta in streaming di tutta la nostra edizione straordinaria. Tutte le altre informazioni le carichiamo, dati, tabelle, servizi, anche sul nostro canale Telegram, che basta cercare Rete Veneta, trovate, entrate e ricevete tutte le informazioni che pubblichiamo. Andiamo ancora una volta a Treviso e sentiamo qual è la situazione dalla nostra redazione della Marca per i prodotti non alimentari presenti sugli scaffali ma non più in vendita e sui prezzi che aumentano invece per altri prodotti di uso comune quasi indispensabili.
Prodotti sugli scaffali che però non si possono acquistare. Sono numerose le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, alcune corredate da foto come questa, chiaramente riferite alla cancelleria. Una limitazione in questo caso anche alla didattica che, seppur tra mille difficoltà, molte famiglie stanno comunque portando avanti a distanza. Ma si parla anche di giardinaggio, batterie stilo, fino ad arrivare in alcuni casi a prodotti per l'igiene personale per la casa. Tutto esposto ma non in vendita perché il decreto governativo indicherebbe distribuibili solo prodotti alimentari. Eppure questi prodotti servono come per certi versi più degli altri per un provvedimento che le organizzazioni dei consumatori puntano a far cambiare rapidamente, iniziando dalla grande distribuzione. Risulta anche a noi la settimana scorsa, esattamente sabato, alcuni supermercati non davano accesso ai prodotti di igiene. Anche perché in realtà non c'è una legge che blocca la distribuzione. Non c'è, perché tutti i negozi che hanno la possibilità di restare aperti hanno la facoltà di vendere i loro prodotti. Nel frattempo, anche per raccogliere esempi pratici, le associazioni chiedono ai cittadini collaborazione. Ci telefonino perché è chiaro che noi possiamo intervenire abbastanza rapidamente, è difficile magari trovarci, ma se hanno un po' di pazienza riescono a contattarci e facciamo gli interventi. Diversa invece è l'indicazione per aumenti non giustificati dei prezzi. Anche in questo caso, sia dai nostri telespettatori che dagli associati, arrivano diverse segnalazioni. Più che aumenti dei prezzi di prima necessità, abbiamo osservato degli scostamenti. Faccio un esempio molto semplice che è quello che poi abbiamo seguito. Se 3 giorni fa le arance costavano 1,30 al chilo, ieri erano a 2 euro, oggi sono a 1,50. Faccio fatica a capire questa modifica. Qui più che alle associazioni la segnalazione va fatta direttamente alle forze dell'ordine. La cosa da fare è telefonare alla Guardia di Finanza, hanno una disponibilità eccezionale, quindi utilizziamoli. Torniamo invece alle nostre abitudini, che sono quelle di farvi vedere i messaggi e le foto, i video che ci arrivano da casa, da voi durante questo periodo difficile, e ne abbiamo uno che ci è molto caro, lo facciamo vedere dalla regia del nostro computer, è il nostro collaboratore Alex Giuliano, che lo ricorderete tutti, fino a prima dell'emergenza, autore della rubrica Gol in casa qui su Rete Veneta, una rubrica molto seguita da tutti gli amanti del calcio, nella quale Alex parla e chiacchiera e approfondisce i temi del calcio locale, del calcio della zona pedemontana del Vicentino. Alex in questo momento è costretto a starsene a casa perché i campionati sono fermi, però ha avuto piacere di dirci un saluto a tutti. Alex, Rete Veneta nel cuore, e noi lo salutiamo di rimando perché è un piacere sapere che ci segue. Prima o poi, spero molto presto, torneremo a parlare di calcio anche con il nostro Alex Giuliano, con le nostre trasmissioni che insomma seguite settimanalmente, ogni giorno ci seguite, quando tutto questo sarà finito ci seguirete ancora. E prima di chiudere noi andiamo a vedere l'ultimo servizio, perché poi andiamo a rivedere tutto per filo e per segno quello che ha detto Zai. Andiamo a vedere un servizio che ci parla della filiera del latte, perché crescono i consumi di latticini freschi e anche insomma affinati, ma pare che ci sia qualche problema nella filiera che mette in difficoltà i produttori di latte. Le grandi multinazionali o anche gli importatori stanno importando prodotto lattiero caseario dall'estero a prezzi molto più bassi di quelli che sono i nostri costi di produzione, e con questo vanno a rivalersi sui contratti già firmati ai nostri produttori, adducendo appunto che loro hanno dei termini di paragone differenti rispetto a quello che è oggi il prezzo di mercato del latte italiano. La richiesta è partita dall'assessorato regionale all'agricoltura diretta al Ministero della Sanità col plauso della Coldiretti. Mettere in atto tutte le azioni per accedere ai dati e ai nominativi delle industrie di trasformazione che in piena emergenza da coronavirus continuano ad importare dall'estero latte e cagliate e annunciare riduzioni di prezzo del latte alla stalla dei nostri allevatori. La Coldiretti l'ha definita una speculazione che sta mettendo in ginocchio la zootecnia veneta. A livello veneziano noi
abbiamo una produzione giornaliera di latte di circa 150.000 litri, di conseguenza una perdita importante riguarda sicuramente il prezzo al centesimo, ma anche l'incapacità di stoccare il latte che non viene poi consegnato, non viene ritirato, e di conseguenza un grave danno economico anche per tutto quello che riguarda la necessità che hanno le aziende agricole di guardare a lungo termine. Una crisi quasi paradossale. Nell'ultima settimana di rilevazione sui consumi, il latte ha registrato un balzo negli acquisti pari al 47%, la mozzarella è cresciuta del 35%, il grana padano e il parmigiano reggiano del 38%. Coldiretti chiede chiarezza anche sulle importazioni. Ogni giorno entrano in Italia quasi 6 milioni di litri di latte provenienti dall'estero. Avere i nominativi e sapere anche i dati delle importazioni sia come latte che come cagliate, dove arrivano di materiali scadenti e anche dal punto di vista qualitativo poi vanno a ingannare il consumatore facendo credere che questo latte sia provenienza di Italia o comunità europea. Avete visto l'importanza del latte, della filiera del latte, che qui in Veneto è importantissima, quindi è importante continuare a consumare prodotti nati e fatti in Veneto, e sarà ancora più importante poi, quando tutto questo finirà, tornare a consumare le nostre eccellenze enogastronomiche. Per il momento dalla nostra diretta è tutto, vi lasciamo ora al governatore Luca Zaia, risentiamo quello che ha detto, poi vi ricordiamo alle 16 un'ora di mantenimento con Tai Chi, Zumba e ginnastica dolce, poi la messa del santo e alle 18 la benedizione Urbi e Torbi da Piazza San Pietro a Roma. Restate con noi.